Sì. Oggi un'interessante iniziativa, un protocollo d'intesa con l'Associazione dei Maestri del Lavoro per discutere degli infortuni sul lavoro, ma anche del futuro dell'imprenditoria giovanile e di quant'altro è necessario. Sì, stamattina nel nostro auditorio noi maestri del lavoro con cui abbiamo un protocollo d'intesa stanno offrendo ai ragazzi delle consulenze per quanto riguarda l'orientamento al lavoro e per acquisire nuove competenze riguardo anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche se i ragazzi hanno già fatto tutto il percorso sulla sicurezza, però diciamo attraverso anche l'orientamento i ragazzi attraverso le competenze che hanno acquisito in questi 5 anni, infatti ci sono le classi quinte dentro l'auditorium, possono meglio spendere le competenze acquisite nel campo del lavoro o nelle nostre zone, oppure possono andare anche fuori, quindi i maestri del lavoro hanno questo compito, un po' aprire gli occhi ai ragazzi e la strada per potersi orientare nel mondo del lavoro. Oggi la vostra associazione è presente qui a Niccolò Gallo per parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi. Ecco, quanto è importante, e poi iniziative di queste li svolgerete anche per il futuro. Insomma, il vostro ruolo è determinante anche per la formazione dei ragazzi. Il nostro compito da statuto e a titolo di volontariato che è il core business della Federazione dei Maestri del Lavoro, prevede l'affiancamento ai giovani per l'orientamento al lavoro, infondere la cultura sulla sicurezza del lavoro, un tema oggi molto importante dove quasi migliaia di persone anno per anno perdono la vita sul lavoro, un lavoro che è già difficile trovarlo e poi perdere anche la vita per quei pochi che sono riusciti a trovarlo diventa veramente anacronistico e inaccettabile. Oggi siamo qui nell'ambito del protocollo d'intesa tra MIUR e Federazione, ma anche con la dirigenza scolastica locale e provinciale, per affiancare i giovani nel percorso di orientamento trasversale. Per intenderci, sono quelle competenze che, abbinate a quelle didattiche, fanno la preferenza nelle scelte dei ragazzi da parte degli imprenditori che vogliono, cercano nuove forze del lavoro. Soprattutto oggi diamo anche l'informativa e anche assistenza con recapiti telefonici per approfondire il tema relativo all'imprenditoria giovanile e imprenditoria femminile, un concetto che finalmente sta prendendo piede anche nell'ambito governativo, e chi meglio di una scuola a livello professionale che immette ragazzi già formati e competenti come l'Istituto Gallo si presta a questa comunicazione, a questo nostro incontro, che ne avremo altri successivamente.